Amigos stimaus, su casi sighesi su canale 172 su Ineia TV, beni l'orrausa, gusta Tobiu Mannu, che voglia di un artista conosce ogni agida, un artista, un personaggio della Sardegna nostra. Questa agida se venne su Insignia, una bida del suo capitano di Castello, una bida che ha donato ha fatto nasci in questo luogo poetas, cantatori, improvvisatori. Infatti andavo a un artista manno, un artista de su canto de sé, uno improvvisatori, che sa raccontare come nasce questa poesia, come si sviluppa in Sardegna, in tutta la Sardegna, ma in suo mondo è tutto. So che sono di Paolo Zedda e andavo ad agattai. E sto betto Paolo Zedda. Saluti, ciao Paolo. Allora ci visita. Esatto, a posto. Oggi è un nuovo, gli ascoltatori nostri che abbiamo a questionare questa poesia, ma non c'è di gusta su canto del sé, su Campitano, ma di tutta la Sardegna e anzi, se abbiamo a questionare questa poesia, le improvvisazioni di tutto sul mondo. Andavo su un paro, andavo su un paro. Dunque, Paolo, una domo manna tenis tu, una domo manna, io so bene noi, è già di me, infatti non mi da ricordiamo 10 bella 10 manna. E noi siamo un cinema, proprio in suo coro di Sabida, mi pare, noi c'è la chiesa di Santa Barbara, che siamo Castieni di Moi, che Marco ha fatto ripresa. Tu sei nascito in questa domo o a undi? Sono nascito in una domo su costato di noi, 50 metri più abasso. Sei nascito in domo, come ti si sa ieri una volta? Sono nascito in domo. E Dio pure, sì. Intanto che babbo fu dottore e fu visto. Sicuramente che quando fu giovane ha fatto su di Rocino, io avevo su chi vianta in ospedali, tipo per nascere spippius, no, figlio mio, in ospedali non nasce. Ti andastiamo anche imparato a forci, che siano strumenti di ogni razza, ganci, come giocare spippius, e andando a istrupiamo, bello vago. Noi siamo 5 figli. Noi una 11, finché a me e a Francesco mio funzionasse un domo, dopo il sospirale, poi si usa ieri a Ici. No, una vetti dei sorrimiasa non è nascendo, ma poi che si levadora, sa ostetrica, fiamma malata, sa di pianascisa, dobbiamo andare a sospirare. Se ho chiesto di designa, devo appunto, quando ho cominciato questa trasmissione, poi i nostri spettatori si conoscono bene, perché ho fatto già in mera puntata, si ho conosciuto su mera artista, si è detto su Sardegna, ho conosciuto mera logos. Appunto, che sono un signa e dunque sono una bida che ha fatto nascere mera poeta, improvvisatori, dunque tu sei in una bida che tiene una tradizione manna in questo mondo. Cominciando dai primi tempi, anche noi scegliamo che si cantata campidanese Muttettus, che vunti la prima metà del 1800, in verità due stolata che ha cantato vince a cabare sul 1700, però il primo nova che denne la gara completa la vunti della metà del 1800, i cantatori si vianno di agire Castello e si ne vedono una debita che è andata in Mannus, basicamente uno dei sprusi che ha piegato Vama, non di uso esti Salvador Cuserre, la prima metà del 1800 e poi alle che Ui e stiamo di tutti i cantatori come su Babbo Mannu dessa gara campidanese, includi Farcilloni, cioè che sono stati un Mannu del 1900, però non da sempre di dentro. Ma in modo come te, noi questo può donare ai nostri spettatori, secondo Paolo Zedda, abbiamo a questionare di tutto il mondo della poesia in Sardegna, in suo mondo è tutto, ma mi piace da pensare come te sti oggi questa situazione in Sardegna, e non insegna davanti sempre questa gara? Insegna garas negli ultimi 15 o 20 anni si vai sempre, noi abbiamo un montone di vesti, 7 vesti? Una bida che di Brasile, che ti faceva vestire poi in festa. Già in ogni vesta si va a cantare. Forse sì, questa bida anche si va più cantata in Sardegna. Devo dire che è una probabilità di manna di vincere un campionato del numero di gare. Cantatori pure cindati sempre, su pubblico noi sono un pubblico come dico su dei gruppi di musica rock o di musica moderna, però un pubblico affezionato di gente che da sì che di due ancora. E non funziona banco su pubblico che usa questionare dei Paesi Basco, che in Guni è tutta una pure questa musica moderna. Di questo andiamo a questionare dopo. Ma dunque, in Sinne ancora
anda bene, sa Sì, poesia, sa il gruppo gara, poi del gioco, organizza. di appassionato che cantano, in Santo Isidoro, in Santo Isidoro, quando si stati, uno o due volte a gira, si vede che cantano la chitarra, a partire festa, capita in luoghi cena, capita in luoghi famiglia pure, che Poi, si canti. quando vi sono un poeta e tutto questo del suo mondo, insomma, della poesia, delle improvvisazioni, del suo canto sardo, si narra sempre che queste tradizioni si puntano in amore e tutto quanto, ma a me non mi pare che sia da dici. È cambiato sul mondo, su esposizioni, su offerta, tutto questo che volevo, però ancora c'è una bella tradizione, una bella partecipazione dei cantatori, dei poeti e dei pubblici e tutto. Certo, noi più come una volta che si va a dire ogni vita, e poi come è questa situazione? Questa crisi c'è, e sti importanti pure, e c'è di conto, con tutto che usano un scanto aspetto di tutto questo che duesti al giro di questa cantata, che è una cosa che cresce a me, da poi i moi, unos 10 anni da questa parte, su università e si canti in meta sul mondo dei poeti, dei improvvisatori, della gara, sia in Campidano, sia in Sagione Ristani, in Sarrepentina, sia da Segra Locutoresa, in Cabo Sul, su Naraus. Hanno scoperto un fenomeno importante che non abbiamo mai visto in Santos. Hanno scritto libri, hanno fatto saggi, hanno pubblicato ricerche in Sardegna e in suo mondo pure. E questo è stato un grande avanzamento che ho fatto. Però è vero pure che fino all'ultima guerra, manna praticamente, in festa si via la processione, la parte religiosa e poi si cantava. I ballo, in pratica, si cantava, i spettacoli che tra noi. La verità di Estica, insomma, prima i cantatori hanno un pubblico umano meda e tutti conoscendo questa cantata e poi è un fenomeno di nicchia, come si dice in italiano, un fenomeno cruso strinto, chi venne là c'è tutti si appassiona al suso, però ma dei prezzi riconducono altre forme di arte e dei spazi. Si sta affendi però che anche cosa in noi, poi Deo Pio, tu e tu sei consiglieri regionali a Traballaumera, poi Salevo, sa limba sarda e dunque sa limba e sa poesia funziona proprio, non si questiona su sardo, non si può fare poesia, non si può improvvisare, la gente non c'è, non ti comprendi, ma non ti questiona, dunque non puoi praticare quest'arte. Dunque si sta facendo anche qualcosa, si è fatta anche una cosa, forse non è abbastanza, ma comunque traballa un meno. Se offende anche una cosa, poi ti serve da fare anche una cosa. Finché da quando 80 anni non serviva da fare cose, anzi, l'unica cosa che tocca fare è via da i poeti c'è tanta, poi si guadagna questo arrogo di spazio e di visibilità, poi avere la possibilità di cantare in spalco e tutto. E noi invece di uno scanto anno ci siamo resi conto che noi dobbiamo lavorare e vincere tutti un pari, poi fare il logo a intro delle altre forme di arte, in maniera che si canta pure tenga dal suo spazio cosa sua. E non è facile proprio perché abbiamo due, perché una delle cose primarie che è indispensabile per si cantare innanzi è che sia una competenza linguistica buona, uno che si una gara poetica deve essere uno che conosce il suo sardo a perfezione, poi hanno fetti deve comprendere i fueddos o una base minima di fueddos, ma i cantatori si imparano un montone di fueddos in sardo, finché il fueddo paga un perauso in sa quotidianità e finché a volte non tanto una cosa ma dall'assanta a comprendere, dunque tocca da comprendere finché si sfumatura, quando un fueddo può tenere due sentiti, può essere interpretato in un modo o in un altro, e quando due malizia o in una frase oppure un no, e quando uno è una rendica ancora cosa in senso ironico oppure in sul serio. Certo. Dunque, poi gosai appreno di una cantata, uno deve conoscere bene questa lingua sarda e generazioni nuove non tutti conoscono bene questa lingua sarda. Dunque, su pubblico pure un pubblico di gente che tiene un livello di età che hanno più di media, insomma, più di 40-50 anni in media, poi c'è l'eccezione di pure. Beh, tu hai una cosa, hanno generazioni nuove e poi ti hanno tutto su fai come ti vai tu. E tu
contami questa famiglia cosa. Non so. Poi tu in domo con figlio stuoso, che sta a San Sardo, a Puntendio, io che stanno tranquillamente in sardo, senza di parte in Bregungia, anche comprendio di Adero, su casti ed è in Portumanno, conosce questa lingua cosanzoro, e dunque sa come ti funziona. Ma non è che da parte comprendere, io sono punti passato su sardo, che stanno sempre su sardo in famiglia, non si indacca tanto manco di questa regione, quei che punti vanno, forse si muove in questa regione, non va che, ma no, tanto sempre privato, è una cosa, come ti chiami? Non si deve manco spiegare. No, poi dopo tu è normale, ma non è normale. Una lingua è naturale che uno che questiona una lingua normalmente in famiglia, poi da questiona con i figli pure. Certo. Non è naturale che va in sardo, che questiona con i babbi e con i frati, se vanno con i figli. È una specie di autocastrazione. Io da voglio un'analisi psicologica di questa regione, poi te che lo vedo. Beh, sai, questo di questa generazione cosa mia, che andiamo a scuola, che stiamo su qualcosa anzato, si canta a zuccara. Ma è un'altra regione, ma in scuola, ma non in famiglia. Come ti chiami? In napoletano pure che andano alle scuole che stiano su napoletano, non in scuola di un'altra cosa, però pure stato un solo che stiano su napoletano e non si disinare a nulla. No, ma in domo via da Ici, non si può dire che stiano, cioè, babbo su villo, che stiano in italiano, invece con i frali, come te stanno no, è uno come te ne racconta con un tentativo di autopromozione sociale. Noi siamo convinti che stiano in italiano, che sono passati in antisi, in sa misura che abbiamo stato ai altri, e invece in sa figura che sono in questa società, dunque se uno che deve usare canti, come si pone su vestiti buoni, ci vogliono vestiti che non si piace, a chi non piace. Se ho chiesto di anni e anni, che in tecnica su sardo, era dei PS imparavo in scuola, e tutto, ma come è questa situazione? Cioè, si può dire tu che abbivi e conosci, hai fatto il laser regionale, dunque scesi come è questa situazione. Contasi, c'è questa possibilità o ne usa questionare altri 50 anni prima di entrare in scuola? Ma come orario curriculare, come materia di studiare, con questa storia, questa tradizione? Due che si pensa finché all'estero, non fetti, deo uscito, di sicuro che è una cosa che punti vendi in moi. Sa lei 22 che sa che è stata presentata un po' buona sorte che ha dentro sa avventura vince de portare in consiglio regionale come relatori ed è stato il primo firmatario vince questa proposta che viene come fondamento. Mascalmente primariamente è puntata a portare questa lingua in scuola. C'è un bello vago di altre cose, è una legge complessa, manna, tiene più di 30 articoli, però questa è su pilastro di anche si fonda sul rinascimento linguistico, poi in tutta la politica linguistica che noi abbiamo studiato adesso mondo, chi non duesti questa politica scolastica, questo insegnamento scolastico, questa politica linguistica normalmente non funziona. E in effetti però due questa base teorica in sa lei. I autos amministrativi pure, questo che serve tipo portare concretamente la lingua in scuola, è anche una cosa che punti vendi proprio in noi, in suo consiglio regionale, in sa giunta regionale. Punti questo che si è nata linea di guida, anche se nata commenti, con quali criteri, in rispetto delle norme nazionali, si deve retribuire i docenti che vanno a imparare la lingua sarda, in quali spazi curricolari, come tornavo tu, del orario scolastico, si deve porre la lingua sora del sardo, o i 2 ore del sardo che dove siano. Come si deve seguire un criterio di continuità in classi, se sta che uno da fare in prima elementare, poi si suppone che da fare da prima a quinta elementare, se nunca che si anda a Musiedo, come si fa in prima elementare, poi due uscite, poi da tornare a fare in primo media non servirà a nulla. E l'altra cosa è che si intradurre finza di è troppo bassa. Finza di noi, le classi che hanno fatto usare in scuola non arrivano su 200, ma finza da 4 anni fa non arrivano a su mezzo per cento. È troppo vago, pochi funzioni in una politica scolastica che deve arrivare a su 30-40%, se mi potendo una misura. Ma questa era una bella nuova, spero che su tempo venitori sia di aereo di Aici, abbiamo a porre accudi a bere commenti a imparare su sardo in scuola se tutto, poi commenti tutto in lingua, non scetti tocca a questionare in domo, ma poi tocca da studiare, come ti fate su un italiano. Allora, sono preso pure, non fatti tocca da studiare in scuola, tocca in domo pure, poi no, su inglese in scuola dove di scuola di PPU, di questa vicinità, dei asili su finza da universitari,
magari no, si arrivavano a l'ultimo anno di scuola superiore, si andavano in Inghilterra non si vuole stata bandana sì. acqua, dunque questa scuola non è che avasti, è un aiuto, ma vince poi una dignità di più alta, un prestigio che questa lingua non tiene. Sa regione magari in famiglia non si impara più dai più, è proprio questa si tiene una lingua che non tiene questo prestigio e chi non riesce vince questa scuola. Onai a sa gente, sa sensazione di questo prestigio, lo tenga invece, sì? Poi io sono sicuro che lo tenga. Certo, c'è gente che non da pensare. Ma la gente ancora, manco in città di Mannas, ancora c'è qualcuno che di vari pregungia a questionare su sardo, dunque finalmente si entra in scuola si tiene questa dignità. Allora, vari spazio dove sono una televisione che trasmette in sardo, ma non ho mai dentro. Se sono entrati in scuola in maniera uniforme, pianificata. No, ma è cambiare questa mentalità, criteri, a pago. Certo, forse questa è una politica che di più vai 30 anni fa. Certo. E attento un altro impatto 30 anni fa. E poi ci appendi dai spillo, chi non ha gattato uno come a me, questa dice non non darci a pantaloni. No, a proposito, poi torniamo a ragionare di gustarti, manna, lui tenisi, dei improvvisatori, dei poeti improvvisatori capitanesi, ma tu, quando cominciava, la prima gara tua, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Questo non è che devo dire che mi ricordo di questa vita mia, quando è nasciuto il figlio mio, quando mi sono io, quando poi sono arrivato a gara poetica, quando mi sono laureato, che ne poi 4 o 5, però è una dei 5 dei sicuri, è una di che non mi scaresci mai. A un diffida questa gara? Noi insieme? In Piazza. Battiamo a Cantiamo in Piazza Sagregia Santa Brava. Sagregia Santa Brava io mi ricordo che era una piazza prena gente, prena. Quanti anni tenia sta lui? No, tenia 30 anni, già Matucchetto. Ti sei laureato quando tu? Tenia sta? 24 anni. 24 dunque sei tutto regolare. Non cantavo ancora. E dunque non cantaste ancora a 24 anni? No. A 30 canto? 33, sì. 33. Con chi via sta? Quando ho cantato adesso primo gara in palco dove via da Salvatore Magia, che è il cantatore designa per anziano, non va che documenti una battia del tutto. E si gioca io a Frasinna e il settimo Santo Pedro, no? Però su Padrino in poesia uno chi vuole si tu cicca in vita sua, chi durene, non chi tutti tenga tassasotti da cantare uno cantatore in mano di questo livello. E Fiat Stetta è una cantata che piace a me, è emozionante come la cosa, questa argomento questa cantata fu proprio gusto a ottenni e usanai approvazione da parte in solo a poi di cantare con i cantatori in mano. Ah beh, certo. Dunque da 10 anni a oggi, appunto, già passato metà anni, poi abbiamo a questionare pure le cose che hai organizzato tu, a piccola sa poesia. Torniamo invece a vita cosa tua, è un anno, sei laureato a 24 anni, sei diventato dottore, quasi su dentista. Quando è che cominciavo a fare? Subito? Mi sono laureato a posti del 3 mesi dopo. Subito? Sempre in settimo, sesto? In settimo, no, mi è capitato quando mi sono laureato poi Malasotti è capitato che contemporaneamente il babbo mio si sta malatiato e ha cominciato a traballare con il suisso, dunque appena poi cominciavo a mangiare con il mio. Invece ti sei cogliato a cantare? Mi sono vogliato a 41 anni. Questa battuccheddu, sei pronto? Questa è la tradizione, questa babbo pure se poi a 41 anni, forse a 40 sì, io a 40, però ha fatto 5 figli, C'era recuperato, no? Devo fare un bascittello. Dopo cominciavo a 19 anni, su figurati, mi sono vogliato questa età. Ma, tendi due figli? Due figli, uno figlio e una villa. Uno figlio e una villa, vieni in fotografia, ci devo conosci. E tutti e due che stanno sposato, ma in fuori di Don Muguro, poi sta fuori di dipende, con i spicchi da sedare in solo sono più cristiani italiani, però Leonardo comincia a cantare picciocche di sedare in solo che due stiano da usare, ma tutto che hanno due a pipieddu piticco proprio come a isso, però manca il pesato in una famiglia che si vuole da sardo,
quando cominciate a crescere, isso forse si può stroccare ai genitori, però Ah. ci andate che stiano a usare, voi su, a parte insegna poco, però, e se tenete amici su un brocce che accettato che stiano una che stiano un bello vago, quindi specie che è più piccolo. No, tu hai organizzato, mi pare che avviene adesso, 30 anni ora, questa manifestazione, una manifestazione innovativa. Noi io sono alla locandina. È subito questo. Subito questo. Estetica. Contami di questa è una idea bella, manna, poi insando su questa, insomma, viene Questa è un'avventura, devo innovativa. appunto sempre di Un personaggio su viene, forse la passione Elena della- Ledda, Paolo Fresu, cioè ci diventa produzioni insando che diventa cosa Non è da Paolo innovativa. Fresu, ma insomma. da partecipavo vario, e veniva a cantare Winfried Gruber, sovrani del Lil Gruber, e ho tento un bello vago di artistas, sono pruso jazzistas, artistas internazionali, o finché sardos, però tutti di un livello alto, un meta, e in questo tempo è una generazione bella, nuova, ma sostanziosa di jazzistas, anche di vecchio Paolo Carus, e poi Billy Secchi, Sì. e poi Paolo Fresu, e siccome che io ho fatto su conservatorio, ho studiato pianoforte e mi appassionavo al jazz, in questo tempo via uno che mi piaceva questa musica jazz, meda, questa classica pure, e mi sempre piace a me questa musica sarda, e ho per esempio dentro questa idea in conca, che questa Sardegna da manchessi, di uno che io ho questa traduzione di questa lingua proprio sarda, strinta, in una forma di sardo bruso aperta a suo mondo più comprensibile. Come ti può fare un esempio, come ti hai fatto in Brasile, con questa musica etnica che è diventata bossa nova, erba uno come te Jobim, che deve armonizzare con i criteri su questa musica americana, armonia europea, un po' del ritmo africano, su questa base, e ha formato una musica che Che si conosce, brasiliana, brasiliana, scheda, ma che conosce però, tutto sul mondo, certo, ma che certo. effetti si deve avere un paio di gusto, e poi su ben questo devo in ogni meri a cercare sempre un gruppo jazz, un gruppo di musica sarda, a tenore, a launeddas o a chitarra, e poi per esempio ridomandavo che ogni meri si avesse serrato con una produzioni originali. Anche ai senti suonavo i sardos in pari con il suo gruppo jazz. Beh, in Sardo ci via da Elena Ledda e Sonos, via passata da Sonofficina e Sonos, da Sonofficina è passata a Sonos e issa via da Mauro Palmas, con tutto il capito su che ci viene danzando, su Lugliè, in Sonofficina, via da già i susettotto innovatori di questa musica, di questa tradizione sarda, e dunque oggi è tutto Elena Ledda, insomma, Scieuso, cari artisti internazionali. La musica sarda secondo me si assimila alla musica contemporanea. Noi si faccio bere i giornali e la rassegna stampa che ho tenuto in America e ho fatto una tournée guidata del Music of the World, che è una domo di produzione americana, che si è da Zerriao, poi vai a uno scanto concerto a New York, abbiamo andato a Chicago. Questo canto, quando succede? Su 98, con insomma. tenore di Oniferi e Giampaolo Ibarra, tenore se Launeddas. A New York suonavamo su Merkin Concert Hall, che è un teatro di ottimo livello, con 600 posti, famosa acustica, e fi ha prenotato, sul biglietto costa $14, mi pare, e fi ha tutto completo, non li hanno usato, e fi hanno tutti americani. E quando sono andato a Chicago, a Chicago ho fatto ho studiato da School of Folk Music, una musica anche studiata, una scuola anche studiata in musica etnica del suo mondo. E mi dà regole, tanto che lui ha gente, sempre americano, fetti, che si portano, sono le canne di arrangiare, la unetta, fanno una capizzina, già che, anche in più che abbiamo usato, che lui ha la unetta. E mi dà regole che su Chicago Reader, che è su quotidiano più importante di Chicago, tra tutti gli spettacoli di questa gira, che pianta per dei gente, io la scioperato del Critics' Choice, su sciopero del suo critico, su spettacolo meglio, su questa gira, questa musica sarda. E questa musica sarda, su critico via Peter Margasak, che è un jazzista, soprattutto è nata di
somewhere between Sturm und Drang and minimalism, cioè incalan con un logo a tre metà tra sul minimalismo e su Sturm und Drang. Sa musica della Sardegna è una musica senza tempo, che arriva da non c'è canto millennium fa e poi arriva insomma in un dritto anche indefinibile che è su tempo. Poi su Brusa Simbilu che ha cattato è proprio questa musica ultra contemporanea, non tanto questa musica classica. È un cammino che insomma non è semplice però a imbuccare, è una discoteca che secondo me è presa cattare ancora. Elena Led è una di spago che ha dato una strada cosa sua, ma non funziona meglio. Beh, Elena Led fortunatamente è una delle artisti che è diventata, in modo nota in tutto il mondo, è questa artista internazionale, questa musica in sardo. Però automaticamente queste impostazioni su melismatica di questa voce, questa però è una voce che assimila a questa dei indiani o dei arabos, che tiene un montone di vibrazioni e di micro variazioni, che danno questa bellezza, che assumbresse da questa musica lirica, che invece una nota prima, lunga, con pochissimo scorriggio. Poi te che noi abbiamo fatto Brusu su Bentu Estu, che te succede? Anzi, su Grifoni. No, voi Tagadiaderus è una questione complessa. A lavorare con finanziamento pubblico su è un traballo che non sempre da renesci, voi toccare a cominciare di atteso, a fare un montone pratica, ci ho il tempo, ci ho la pazienza, a volte da vostro denaro pubblico non duesti, a volte sono attaccati duesti con una donna, è uno... Però è solo peccato, perché era una delle manifestazioni per un Noas che hanno fatto noi in zona di Castello e secondo me poi adesso, oggi e tutto si via... È possibile che si torni da fare. Insomma, questo è una bella cosa. No, torniamo su conto su canto de sé, su canto a Samoda Campidanese. È un'auga gustarti di improvvisare sa poesia. Ma come te che fadesi, come ti potevo spiegare come ti nasci su verso, sisterrina, sa ritrovare, come te che si intrecciano le cose canadesi, come ti funziona? Spiegavo su Paco come questa complessità di gustare. C'ha varie cose, un baghetto è come una lingua, in questo senso che ha una bella pratica da impara finché a rispettare le regole, a porre il complemento oggetto sul luogo giusto, a fare le coniugazioni verbali sul modo giusto, serve pratica meda. A differenza di sui costumi si intende in giro che uno nasce poeta, un buggino, uno nasce di forze predisposto a diventare poeta, ma che non canta da anni e anni, se non tiene mai stu buono poeta, non due longhi da essere. Questo pago mi è sicuro, come uno che nasce calciatore, no, uno che nasce calciatore cantuolisi, ma che non anda a fare una scuola a calcio, che non tiene un allenatore buono, che non fa l'allenamento 2 volte a gira, a stasera non arriva, e manca stasera C e manca stasera B. Certo. Però a parte questo, dunque, questa è una tecnica di costruire i motettus, che assimila, è una tecnica che tiene un criterio, una logica che assimila la seguente imperata tutti i popoli del mondo, ma se insomma quando questi s'arrima a meso, poi dopo i saggi su dei basco su pinate commenti pensano sa strofa solo e dei scubanos. E Alexis Diaz Pimienta ha fatto un metodo di improvvisazione poetica basato a piccio di saddesima, che nada bene in mera commenti issusu strutturalmente cominciano a costruire i saddesima, cominciano a arrangiare galiesti su commenti si forma del suo commento a Sacabada. E la verità è che in strofa su criterio universale è che normalmente si comincia sempre da Saccabu, poi accabbai con su commento. E stanno si va da concavascio. Un mutetto, poi si comincia da questa gruvettanza, che è questa parte che si canta da ultimo. E si accaba da con sa sterrina, che è questa parte che si canta da primizio. Un'ottava si comincia con i ultimi 2 spesi della sestina e si accaba con il primo d'uso. Il primo d'uso che è il primo che si canta, funti ultimo che si pensa, tanti si dicono, quando uno risponde con il primo 2 spesi a su che hanno stato cantatore, io manco ci ha passato 2 secondi, già io pensavo sottare, no, io tutto sono stato ne ha pensato già. Il ultimo d'uso che da scappo avete in questa serrata, poi accappiare in gundi.
però è sempre raici. In su mondo i improvvisatori costruenti il rimasan solo sempre partendo da sull'ultimo pei e poi a tornare a goa tornare su primo. Poi su che succede resti che questo è un trucco, cioè gli ultimi due spesi tu puoi sciopare tutti fuori da chiole. Esatto, sei costretto a sciopare che rimmente con il primo due. Dunque, da che in su primo due spesi può tenersi 100.000 vuedos a disposizione, cioè fammi un esempio, però, un esempio pratico. Dunque, che ho costruire una rima, poi vai contento a Ottavio Nieddu. Sì. E questo fu il ultimo due. In il primo due devo sciopare uno che acaba di con Nieddu, poi rima con Nieddu, e un altro che acaba di con rima, con prima. Ah, certo. Quando brinto un domma prima, mi dispollo su cappello. Poi contento a Ottavio Nieddu, poi faccio una bella rima. Però la verità riesce che poi questo è un esempio piccolo, certo. Però quando si vai di un motetto lungo, poi vai contento a Ottavio Nieddu, fai una bella rima, dopo cominciare con rima, poi con Nieddu e mi dispollo su cappello, e poi dopo piccare ella, dopo fare rima con ella, bella, marachella, parentella, tarantella, Ottavio, dopo fai una rima con avio, che non è semplice. E poi dopo aggatta una rima con fai, che invece è facile, perché non infinito, contento che ha accettato, però dopo giocare tutto questa rima, insomma, fai questa sterrina è un bello traballo. Sì, a fare questa gruvettanza è un traballo in un altro senso, nel senso che questa gruvettanza deve essere due versi, due spesi, come ti si narra in sardo, che danno un effetto forte, poi ti casi serra con questa gruvettanza, però come te fuori se do fuori do chiolo. E dunque funziona meglio una strofa che comincia in maniera debole e acaba con forza, che non una che comincia con forza e acaba debole. Certo. Una che acaba debole lascia gli spettatori di come ti viene male. Italiana è giusto. Certo. Invece che comincia dai CD atteso, poi l'ultimo due piganta a centro, fa un effetto forte, funziona proprio bene in mera. No, questo pare facile, ma poi a tu pensare in questo momento tutto quanto già è difficile, infatti snau bene, uno può ritenere su dono della natura che stia generosa, unisce da donare questa possibilità, però se non fai pratica, se non studi, se non conosci di adero come testi, sa costruzioni, del suo verso non ci riesce mai a diventare poeta. Ma c'è un'altra cosa che è bella di questa poesia campidanese, che è questa metafora. Cioè, poi questionare un argomento si questiona sempre con una metafora. Questa cosa più bella, secondo me. È una cosa... È un vaghetto, è questo puro, è in questa poesia del suo mondo, questa metafora, su questionare po' figura. Sì. In questa poesia brusarta è una caratteristica, non ha sempre ricostanti, questa è una poesia finché descrittiva, però questa poesia più bella, tanto è che questiona del suo paradiso sin fare suo volgatori, ma che questiona del suo mondo neanche a via di sé tutto, ma è un poema che non ho sentito tutto sul mondo, poi ti raccontavo in maniera metaforica. Chi ha questionato in lettura del Brunetto Latini, del scrivianta in suo tempo suso, forse noi antessi, cioè su poema noi adesso sapevamo che applicava. Però su stile campidanese è di adero su leggero, fini, piccioso, quando depidessi, quando sposia di amori campidanese, non questione mai, o già mai di una vita, ma è proprio la questione di una betta, siamo cacciatori, teniamo scoppetta, mai una betta, non posso sparare, quando il tossiri con le contatti che quando agattava una picciocchetta, si era volendo andare in Issa, ma poi si acabava forse si lasciata perdere. È questione di una betta. Femo cacciatori, teniamo scoppetta, mai una betta non posso sparare. E serra da bene morta non mi vai a pregere, gente se non devo sparare. Certo. E purgando quelli che stanno male di una femmina,
un certo amico, un'egua veniva, che non da sezia, solo che siete, ma mo già credo, di sicuro, che ha un attimo pure da possiamo prestare. E a Renesce una cosa che non si antappo di noi, certo, però certo. quando da sapiste di Aici, è un piacere. No, è un piacere, non c'è di vantarri, ma ti comprendi quanto è importante questo sviluppo del suo concetto. No? Però c'è tutto, quando dopo cominciavo a fare questa prima ugata, a ponao pocanto caseo ville questo regno esponi San Vita messo doveri per mio immenso piacere in testa e noi bene con cantatori in comune può cantare in modo dignato e barbara sprigo celeste no? Per mio immenso piacere pocanto caseo fille questo regno esponi San Vita messo doveri io vi sto ha pubblicato questa immagine di un esercito e del suo dovere di difendere la patria, ma è questione del suo dovere mio di provare a cantare come ti attivato agli aiuti mio e in mano mio. E un'altra volta, quando ci vede là, siete più opponi a dei picciocchetti, quanto siamo in meno modo, di una buca e vogo, poi ti capiamo maladito, questione, di spedriare a tutti gli avversari che venivano innanzi. E isso imposta sa cantata na rendi canto gente adesso impressionato un vulcano ormai già spento tu tratta del vulcano sturao sì. E mi non muoio quando verso punti bene attichido questo vulcano è stato ancora da regole deve usare sicchido da rispondere e ci fideli di narrare Lucrezia vudi stata guda gelosa zorri di Eleonora e sì Lucrezia vudi stata guda in savunte su monti si vede ancora, sa bucca aperta ma non bessi nuda. Il vulcano resta ancora, si vede sa bucca aperta ma non bessi più nuda. E anche fatto una cantata storica. Sempre che stanno di del vulcano, chi non lodi, chi nada... Picciocchetta con frasi in monca, dogna tanti più che mi avvisano, picciocchetta con frasi in monca, costume da tennis, cosa si improvvisa, faccio vedere, attento là posso aver da conca, non ti vedi da questa email. Ma sta cosa bella di questa poesia campidanese è questa capacità di crescere e sviluppare, quindi secondo una cultura che piega di ogni arrasto che si agatta in secolo, devo dare, devo fare il discorso sempre di messo di una metafora si guia, non so cantare a paragoni, però chi si comincia da un vulcano si fa tutto cantare, dura 3 ore, 4 ore, 2 ore e mezzo. Chi stiano esempi che rendi tra noi e scendi su chi dei pionai, a volte non si scende manco di queste questioni, però sempre con un paragone, cioè per mezzo di figura, di una lingua che deve essere tradotta. Infatti questa è un'altra delle difficoltà appunto di questa cantata, delle improvvisazioni. Ma invece sì, questa caratteristica, poi giusto per comprendere meglio in Sardegna, che in questa terra vitichedda, sul Mediterraneo, noi teniamo già diverse varianti di poesia improvvisata in Sardegna, noi c'è su canto de sé, su cantata campidanesa, ma poi arziamo su Vago Vago Brusa Susu e c'è su canto Sarrepentina, sa Currentina, su canto Ottadas, c'è questi punti in Montetto Florius. In Sardegna c'è un montone di cose. Il pruso importante, su questo che conosci dei prusi, quanto a Sarrepentina, che è questa caratteristica di questo canto? Di Sarrepentina? Su canto Sarrepentina è atipico in confronto ai gusti che appare una poeta sottata su muttetto non perché dura lungo, un muttetto cantato dura manco 5 minuti. Però quando Deo mi divesa a cantare su muttetto già lo tengo in conca. E c'è tutto, sottata, non sempre e non sempre ridotto, però un'idea su centro, sul nucleo
sa partì su pilastro de sottata, normalmente uno cantatore quando si divesa la cantare da tenere in conca. Sarrebentina no, poi da Sarrebentina funti rimasa incadenata, da essa prima all'ultima e canta da vice dopo un quarto d'ora di sighiu e funti diaderos improvvisando in sunteri che molti cantano in vita, Sarrebentina. Dunque, come approccio alle improvvisazioni è differente da sul nostro. Le canzoni funti più lunghe, questa maniera invece di cantare su tema si imbilla ad una vaga che tiene in sottata. Stanno che cantano in due, uno si pica uno tema e due difendi, stato di piccolo un altro tema e due difendi. E noi ci arriviamo, noi siamo a Tobiai. No, invece cantano su un quattro, tutti del suo proprio tema. Tutto sul proprio tema. No, volevo dire poi gli spettatori cosa nostra, che abbiamo chiesto di canto Sarrebentina con un maestro umano e poi una puntata di artista ad istituto dedicata a Remo Rune, dunque che noi non canta più in palco, ma mi va da piacere a Tobiai poi questionare questa carriera cosa sua. E arriviamo a questa poesia ottata, a questa poesia locutoresa, come ti arriviamo su noi in Campitano. Invece questa caratteristica dei gusta, calivia, caliesti, che stanno a rendere? Questa caratteristica di sottata è una forma che permette di costruire un periodo più lungo, nel senso che noi sul sviluppo del suo tema, sulla discussione più del suo tema, davvero manca essere molto sia lungo con i due spesi di gruppettanza, i punti due spesi, o le nai 4 vuedos e 4 vuedos, normalmente, o 5 e 5. Sottata invece è in grado di costruire un discorso a piccio del suo tema. Quindi noi teniamo pindaricus, strabicus, in suo mutetto teniamo un arrogo del suo mutetto, che è un arrogo libero, e un altro arrogo che invece serve a discutere il suo tema. E su vilo che viene cato tappare, è sta quanto de gusto due paesi che discutono il suo tema. Sottata no, sottata esti, a una parte tiene 8 paesi, che punti a capiausa pari, e seguiti tutto sul proprio vilo, sul proprio discorso. E a questa parte è una maniera all'estera in cui pure da cantare. Stanno in un'ottava, si canta in un minuto, un minuto si cantendi, un altro minuto ascolta assato, e quando c'è passato questo minuto devi tornare a pesare e fai un'altra ottava. E hanno cosa di sostanzia che tenga un senso e che aggiunga valori e peso a questa discussione. Non è facile. Cantare ottava ci vuole poi tanti po' vai in rima e non conto, ma apprendi sottata con quello che tenga a senso di aderuso e che vince coerenti grammaticalmente e che aggiunge all'obiettivo di denesi comunicativo con questo non è facile. È bello, è un sistema brillante questo di sottata, è l'estro, è facile coinvolgere questa gente, è chiaro, non è staici fuori da un suspo, è uno sistema che assimila in maniera che tiene a livello internazionale di improvvisare, come il tempo da assimilare su questa decima che cantano in tutto il Sud America e finché come il numero è paesi, oppure vince a chi canta anche il basco, il basco tiene forse figura su una vaga di brullo anche però a proposito dei bascos, noi su questa poesia ottava, questa locutoresa, ne questionavo, poi uno scanto gira Saoi, utenti protagonista di questa trasmissione artista, proprio Giuseppe Vorcu de Ergoli, giovane ma con l'ottumera, bravo, ormai è un'esperienza sì, una bella esperienza, mera valco, su grandi cantata, con improvvisatori umano, una bella carriera, e io questionavo mera con isso. Mi è da prazo, ecco, conosci meglio su questo, noi siamo orgogliosi mera di questo che c'è in Sardegna, appunto, tutte queste varianti di poesia, di improvvisazioni, ma in tutto il mondo ci funti questa forma poetica improvvisata. Una volta si andavo in una delle isole Canarie, ci via da una festa di Santo Isidoro, e ci viene da cantatori, chitarrina improvvisante, cosa troppo bella, cantanta s'orgoglio di essi canarinus, una bella cosa, cantante a suo santo e tutto canto.
contami che sta succedendo in sul mondo. Tu hai nato in Basco, su come ti sta organizzata, ed è questo fenomeno che c'è in questo luogo, su che avanti un campionato e tutto di questa poesia ogni 2 anni, su mi pare. Ogni 4. Ogni 4. Come te Olimpiadi. Come te Olimpiadi. E c'è una partecipazione che è una cosa di spanto umano. Ma intanto no, tu fuori dei scenari, voi ti conosci vari, se ho stesso anche isso, e isso funziona usare noi, credo che dormi, ti pure tra pago. Esistono la Canaria, la Fianta, è stata una tappa di navi che i vascelli che partendo da Spagna o da Europa di pianta andare in America, poi a uscire, no? In questo tempo in navi vera di pianta si chiede subento principali, che si è messa andata dall'Europa all'America, si è messa dall'America all'Europa, i monsonisi. Poi acciappai la corrente dei monsonisi, che servì a camminare in tretto Parisi, diretto dall'Europa all'America, toccare a calare ai Canari, dunque dagli europei calante ai Canari e dai Canari andati in America. Questa è la regione, vostra cari, la maniera di cantare i Canari è identica, già identica alla maniera di cantare i cubani, cantano esattamente in punto cubano, forse pago brusa seriata, la maniera che identica i Canari, però è esattamente sulla propria maniera, cantata a decima, cantata a punto cubano, si accompagna con una chitarra e con un laud, e tenendo una melodia che si narra appunto cubano, che sa proprio. Cantata invece in pari, ma da volte, cioè uno canario e uno cubano. Poi chi sa proprio lingua, poeticamente. E a Cuba, questa poesia viene di uno sviluppo tra i sprumannus in sul mondo. Tra i cubanos sono due punti proprio i nomi più importanti di suoi 900. Indio Naborí, Bonai Ángel Valiente, che ha trovato una poesia stratosferica. Amor no es pedir estar, la casa, el lecho, la mesa, es según Santa Teresa la alegría de alegrar, ser feliz de escuchar la risa de los felices, ver los humanos deslices con el perdón más profundo y saber que el tronco del mundo tiene en nosotros raíces. Che s'amore in noi domandai e donai, s'adomo sul letto, s'ammesa e secondo Santa Teresa s'allegria de allegrai. Essi contentos di ascoltai, s'arriso de chi ne è contento. Bidi difettos humanus con su perdono più profondo e sciri che su tronco e su mondo teni da regina in noso. Questa è una dei 10 macchianti improvvisati in una gara del secolo, una delle gare più importanti del suo secolo, tra Naborí e Valiente, a piccio de Samori, in una dei 10 macchianti Pigao Vama, che conosce un montone di gente, insomma. E questa si serie appunto cubano. E questa è appunto cubano. Poi, vabbè, è un questa Bascos che fa in questo campionato. I Bascos hanno fatto un miracolo secondo me. I Bascos hanno trovato un miracolo con Salimba e tutto, questa prima non. Hanno crasi di questa cabada, di questa dittatura di Franco. In questo anno si è proibito a chi sta messo in Basco, che proibito, si proibito, due arrestando come tannoso che si narranta cose mai. Devo spiegare su che tanta pressione. Quando acabò i susanti, poi per prima cosa antiposto su Basco in isi scuola, la prima cosa. E l'altra cosa antiposto su improvvisazioni, antivigau i bersolari, se stanno i cantatori in solo come simbolo di schianta agguantau sa lingua in sa maniera più pura, più sensilla, più ricca, e antiposto su studio del berzolarismo in isi scuola, in dei scuole elementari finché di questa prusarta. In maniera graduale, in questo senso che si pone un'ora di studio del berzolarismo in isi elementari, anche poi cantai un verso già improvvisato di altro, oppure scrivi un verso pensando di tu, ma che tu cantai, e stanno partendo una che di attivo. Poi, i schidenti, che si birga appunto i dottausi, che tenenti su dono, mentre non ha un oso, tenenti questa possibilità di fare un corso fuori dei suoi orari curricolari, una specie di laboratorio, anche fare un allenamento come si va in easy sport. E i schivunti più forti si va in campionati come ti vedono i giochi della gioventù, no? In easy scuola,
chi vince in una classe poi si confronta con le altre classi di questa scuola, chi vince in questa scuola si confronta con le altre scuole di questa città, poi si confronta in ogni provincia, poi avanti un campionato interprovinciale e poi avanti il campionato nazionale. Uno fa che imposta tradotto secondo una dimensione agonistica forte. E la verità è che si applica su bollido, sul personalismo basco. Tornando su pubblico chi tiene di noi è un pubblico che non acaba preso. I ciccas che hanno attivato hanno dimostrato che su 70% dei bascos disispragi di improvvisazione poetica e su seguenti in una maniera in s'altra. A differenza nostra, che noi usano di questione antisanziano, se spippiano in Gunisi, non di questione antisanziano, ma i giovani già ridotto questione sul basco. E su pubblico dei scantatori è un pubblico anche se possono prusare diciamo dei 20, 30, 40 anni, che hanno ancora vinto per un anno, però sono tutti giovani. E è una cosa impressionante, ho avuto due finali di questo campionato che vanno da 4 anni. Le ultime 2 volte sono arrivata su Bec, su palazzetto, su stadio di Bilbao, anche dove capiti 15.000 spettatori, ma 15.000 spettatori che non di capitato, poi magari si va insieme e è un luogo reparato, però si paga 50 euro del biglietto, il biglietto 2 mesi prima fu dispacciato tutto, e due 300.000 spettatori collegati in diretta televisiva e sono crasi tutti i giornali bascos in sa prima pagina portano affetti sa fotografia di un poeta, di suo poeta che ha vinto il campionato del bersolarismo. Ma teniti, sa prima pagina, sa fotografia di un poeta, quanti giornali in su mondo? Tutti. In sa proprio di appena pagina ponenti sa fotografia di un poeta. Certo. Beh, e noi certi, poi certi sperai che ci sia poco più interessamento, ma certo non questo, di adesso è un altro mondo, una partecipazione a ECI in Sardegna, questa poesia non esiste, ma penso non esista in nessuna parte del suo mondo di ECI forti come questa dei Bascos. Posso dire un no. C'è altro luogo anche si canta da un livello buono e alto, però una partecipazione ai ci forti, ai ci del massa, ai ci... Ecco, tu stai organizzando. Ci commuovi a lavoro e poi toccare video facile che Castiglino e adesso è un'esperienza di viva su manco una casa vita. Sì, poi anti comprendo l'importanza che dei di questa improvvisazione, questa difficoltà di suo studio, che c'è. No, è diventato uno simbolo del rinascimento culturale, politico e sociale dei bascos. È differente, non è tipo a recuperare una tradizione, questo non è una tradizione, è parti su improvvisazione poetica e sa lingua basca, da binti prusu in su benidori che non in su passato. Certo. Il basco è orgoglioso meno del fatto che ha avuto una storia antica che in secondo, forse sa più antica in Europa, forse si impari con noi. Certo. Io sono nata prima che spera, fessi in tiverra, il basco già è pianta basco e fianti in paese basco. E già è questionata su basco, certo. Poi che sa lingua più antica d'Europa, è una lingua pre-indoeuropea. Però sa lingua esti non hai su punto centrale, su simbolo che visibilmente dusa cappia de cruz. Il basco si considera il basco esti euskaleria esti su popolo de persone che questionano sa lingua basca. Plus che no, geograficamente, su confini dei bascos è marcato dessa lingua chi questionano o chi intendenti sia la lingua solo. Poi tanto 1/3 dei bascos questiona basco. Esatto, 2/3 non questionano su basco, ma si intendenti parte di questa comunità. Tenendo rispetto e cercano quanto possibile da imparare questa lingua o da imparare ai figli, che non ci dava imparare. Però in alcuni siete antisubito. Un'altra cosa importante. Tra i che hanno vinto, a mezzo Arzaius, su chi ha vinto no l'ultimo campionato, su penultimo, Gincano Faidi, è uno che ha vinto l'ultima gara che ha fatto, e da Torrao Marcai, a ringraziando a suo babbo e a sua mamma, è uno figlio di due che non questionano su basco. E ha vinto il suo campionato
nazionali. Sendessi nasce e pesano di una famiglia di gente che non questiona su basco. Sì. Ma poi Questo è buona quando noi su me in Sardegna non te loro non imparare su sardo che in dopo non mi tanto imparare. c'è sempre tempo, se no no, se può accabare questa regionata, ma scamente volevo uscire una cosa di questa poesia, perché lui se collaborando con Campos in Castello in Scete, in Signa, in noi, a Quartuccio e in altri luoghi, si organizzando tutte cose di importo umano, poi tradizioni, si può fare poesia di improvvisazione, ma solamente pure su canto logudoreso, campitaneso e tutto canto. C'è adesso questa possibilità di ascoltare questo canto, questi poeti cubani, bascos, ma pure mi pare corsos, argentinos. Fu di caratteristiche particolari questa poesia di improvvisazione, perché io conosco bene il canto polifonico, il coro di Sagorsica, ma questa poesia come in testi? S'Argentina tiene di... In Argentina è una cosa curiosa, l'eroe nazionale argentino è Martín Fierro. Martín Fierro è il suo protagonista di un poema in rima e è un cantatore. No. È un gaucho, è uno che viveva in Sartus di Argentina e è un cantatore che è andato, che si difendeva con suo gotteto, con la forza sua e con la forza dei sfueldi su questa poesia. Questo è un eroe nazionale, dunque tiene un'importanza vince culturale, vince simbolica in Unipuro. E su canti argentino è San Milonga, che è un canto bellissimo, certo. Tiene una voce profonda, con una melodia, come ti chiami, grai, però che entra in sentito, è bello di ascoltare, solenne. Come ti accompagna gli strumenti? Si accompagna con la chitarra. Ognuno volta canta e suona la chitarra, tradizionalmente suona sardo. Invece Corsica? Questa Corsica, dunque, questa cosa curiosa, mi è capitato di cantare varie volte, una volta in Nuoro, un altro che organizzavo di Sisra, e una volta cantavo in Toscana. Questa cosa curiosa è che in Toscana io del Sagorsica anche cantavo Kenz e traduttori. E noi, su Sardus, io devo cantare in Italia con un traduttore, perché nunca poi toscano ti ha impossibili. In Toscana c'è sottava rima, come c'è si dice? Sottava rima. E questa maniera che in discorso di cantare è assimila me da sottava rima. Canta pocisora, una melodia in tono minori, Kenz di accompagnamento, con rimas sul sistema rimico non vedo differenti, però se vuoi dare lavoro dei discorsi io creo una classificazione naracca su dialetto dell'italiano di Sagorsica, che però è una lingua, esti appustisi del sudoscano sa forma derivata dall'italiano che assimila del bruso all'italiano. È prus italiano su corso che non su napoletano o su romanesco o su milanesco. È una forma che si comprende bene. Una cosa poco serrai, mi ha piaciuto sciri come te che itta pensano in esatto luogo del suo mondo, dove c'è questa tradizione poetica dessa poesia sarda. Itananta de nos. Una delle cose che uno dei sparri che mi stava in Conca esti su Mindiano Nau John Foley Sabonanima esti stato uno dei studiosi di poesia orale più importanti dell'ultimo secolo, fia la docente all'Università di Columbia su Missouri e direttore di una rivista che ha fondato vicinata alla Journal of Oral Tradition, una rivista di tradizioni orali, che fu da queste tradizioni orali di tutto il mondo e lì 140 passa stati sul mondo. Ma ricordo questo poi cagando dia contau come questa struttura rimica del suo muttetto, di come si retroga, di come si tutto sfueto di questa grupettanza, bella torranta intus, con un ordine che scrivevisci. Isso mi hanno
la prima cosa no, devo, finché quando mi da contato lui, pensavo che un sistema mai ci compreso vestiti impossibili a improvvisare, no? È già mi pare impossibile a scrivere, ma ad improvvisare mi ha fatto di adesso impossibile, ma non un'altra cosa, io tengo un amico mio scandinavo che studia proprio le produzioni letterarie e fa un'analisi quando a comprendi che un poema è stato pensato oralmente e ha trascritto, come si lì adesso di sé, appunto è stato tramandato oralmente, poi a un certo punto arriva uno che usavi scritto ed è iniziando a usare il per mezzo dei papiri, dei grafemi, però prima via da orali vetti. Ando e mi pongo in contatto con isso, poi da isso io classificato un poema come concepito per mezzo del suo papiro e della scrittura, poi da narrata quasi struttura ritmica che doveva andare intruso fianta troppo complicata, può essere improvvisata. No, ma Castelli su che vei usato, questa la struttura che secondo su fianta impossibile, non fondi manco su 10% del su che vei usato. Dunque ti mando subito una lettera di nuovo, torna a cambiare il suo vari, che torna a suo poema, poi te che si sbagliato. Beh, questo insomma, vari piaceri in me, c'è una cosa di aici. Beh, ti do grazie da Paolo, te lo sunai, grazie di donare la possibilità di conoscere meglio. Che il cantatore non so den cose, cantano con noi, non ascoltare, non so frecciare. Dunque, da Bosatus invece che sei seguito e sei Dogna Gira, insomma, si chiede questa trasmissione nostra, in noi, nei TV, sul canale 172, se lo sapete, se si fa piacere Domenico Ghibenniri con un'altra puntata, abbiamo a conoscere un altro artista adesso a terra nostra, conosciuto adesso un poeta, abbiamo a scoprire impari, se si fa da piacere, dunque grazie a Bosatus e grazie a tutto questo che hanno da ballare in questa trasmissione si via Domenico. Grazie Paolo Zeno. Preciso es que o mini distinguasa is primarios finis de raggiungi de un di benisi e chinisesi e calie su benienti brun chi combatta sa ogni agosto può raggiungi su mere sciuditulu e de fronte a sue usanatema non tabaci si annuda e a nessuno fendagli ci dantanai giusto e de gusto munna se si rei precise che io mi distingua preciso est che io mi distingua c'è un capitolo nuovo di aggiungi ai gusto poema scritto in tre lingue is primarius finis de raggiungi is primarius finis de raggiungi ai gusto poema scritto in lingua stresi c'è un capitolo non di aggiungi e un di benisi e chinisesi de un di benisi e chinisesi in cesti ti aggiungi un capitolo nuovo ai gusto poema scritto in lingua stresi e calie su benienti bruni e calie su benienti bruni ai gusto poema in tre lingue scomposto
in sede aggiungi un capitolo nuovo e combatta ogni agosto. E chi combatta ad ogni agosto in cesti di aggiungi un nuovo capitolo ai questo poema in 3 lingue composto. Ottenni su mereci un titolo. Ottenni su mereci un titolo composto in 3 lingue ai questo poema in sede aggiungi un nuovo capitolo ed è pronti a subire anatema ed è pronti a subire anatema non capitolo c'è da aggiungi uno iscritto in 3 lingue sai questo poema non t'abbassi non dai a nessuno non t'abbassi non dai a nessuno composto in 3 lingue sa poema gusto in sede aggiungi capitolo nuovo fendai ci dantanai giusto fendai ci dantanai giusto un nuovo capitolo de aggiungi in sei iscritto in 3 lingue a poema gusto ed è sul mondo d'antanai rei ed è sul mondo d'antanai sul rei ai gusto poema iscritto in 3 lingue a un nuovo capitolo de aggiungi in sei, in sede aggiungi un capitolo nuovo.